Alessandro Marzomagno, Venezia, una storia di mare e di terra, libro ormai alla terza edizione, di libri su Venezia ne sono stati scritti tanti. Questo cosa ci racconta di nuovo? Beh, intanto aggiorna la storia alle ultime scoperte, perché comunque la storia è in divenire, no? Per esempio un anno fa è stata scoperta una strada romana nella laguna e quindi ne parlo, ma soprattutto è un libro che sta a metà tra il libro di storia e il reportage giornalistico, perché io ho voluto far precedere ognuno dei 20 capitoli da un reportage sui luoghi e quindi parlo dei luoghi che hanno fatto parte dello Stato veneziano, che sono legati al capitolo che segue, andandoci e raccontandoli come sono oggi e cosa oggi rimane della storia veneziana. Nella presentazione di questo libro dice che la storia di Venezia non si esaurisce con la caduta della Repubblica, ma prosegue anche dopo. Cosa vuol dire? Sì, anche questa è una differenza con svariati altri libri sulla storia della Repubblica di Venezia, perché terminano con la caduta del 12 maggio del 1797. In realtà la storia è andata avanti, la storia continua e quindi io arrivo fino ai giorni nostri, arrivo fino al Mose, arrivo fino allo spopolamento e a quello che sta accadendo proprio in questi giorni, ovvero che Venezia è scesa al di sotto dei 50.000 abitanti e quindi rischia di non essere più una città. Ci troviamo a Cortina. Qual è il legame tra Venezia e le Dolomiti bellunesi? Venezia senza le Dolomiti non esisterebbe. Venezia è di legno, è costruita sul legno e il legno è arrivato non solo ma soprattutto dalle Dolomiti attraverso il Piave, perché il Piave era la via più breve dalla montagna al mare e quindi il legno che è servito per costruire le case, per costruire la flotta, le navi, sia quelle militari sia quelle mercantili che hanno fatto la gloria e la ricchezza di Venezia, veniva da qui. Beh, abbiamo parlato di Dolomiti, abbiamo parlato di Venezia, entrambi siti UNESCO, di mezzo ci sono le colline del Prosecco, come si inseriscono nella storia di Venezia? Beh, anche queste sono fondamentali. Il Prosecco in realtà è più giovane, perché è post Serenissima, perché è un vino che è stato selezionato alla fine dell'Ottocento, ma appunto è un vino che comunque stava sul Piave, no? E il Piave, come ho detto, ha un legame assolutamente intensissimo con Venezia, e poi i luoghi delle colline UNESCO, cioè Conegliano, Valdobbiadene, sono legatissimi alla storia di Venezia, anche con delle concorrenze, perché poi prima che Venezia si espandesse in terraferma magari non erano proprio tutta amicizia tra questi territori. Grazie Alessandro Marzomagno. A Cortina, una montagna di libri.